Jamal, uno stilista emergente con un modo di fare la moda molto classico e molto maturo. Emergente non direi, con tutti questi capelli bianchi. Comunque sì, per me facendo l'alta moda comunque bisogna stare vicino al classico perché la donna ama sentirsi femminile, classica e raffinata, per cui il mio messaggio anche dare questo stile tra Oriente e Occidente secondo me è unico e particolare. Dove va la moda? Fra nuovi materiali, ehm, preziose tradizioni, quali quelle sono del tuo paese che tu ti porti dietro e che magari esprimi attraverso quello che può essere l'abito. Ma la moda nazionale e internazionale del 2020 dove va? Qual è la direzione che sta prendendo? Veramente io che faccio l'alta moda, ho iniziato da poco a fare il Pret-à-Porter, ho notato una cosa molto particolare, molto interessante, che talmente c'è tanta produzione di moda, pronto moda, come una brutta parola che si dice a Roma, tanti stracci in giro, vince la qualità. Per cui noto che la clientela sta cercando lo stile, sta cercando la qualità, i tessuti particolari, i ricami particolari, come ci hanno insegnato le nostre nonne. Talmente adesso perché comunque un abito fatto su misura, unico, con bei materiali, si nota e fa la differenza. E secondo me sarà difficile, con molta fatica, ma secondo me il futuro sarà anche quello, pochi ma buoni, come si dice.